Ad inghiodarla un pizzino trovato nel rifugio Covo di Viale Stati Uniti a Favara dopo il blitz delle teste di cuoio dei carabinieri che il 23 ottobre del 2010 hanno messo fine alla latitanza del fratello, il boss Gerlandino Messina. E così oggi, a distanza di quasi 4 anni da quell'operazione, la DDA di Palermo ha spiccato ordinanza di custodia ai domiciliari nei confronti di Anna Messina, sorella dell'ex capomafia, 34 anni. L'accusa è di associazione mafiosa. Analogo provvedimento di cattura è stato messo nei confronti di Gerlandino Messina, attualmente rinchiuso nel carcere di Tolmezzo. Qualche mese fa, nell'ambito della stessa inchiesta, sono stati iscritti nel registro degli indagati dei commercianti Francesco Salemi, 58 anni, del figlio Salvatore 34 e di Angelo Cardella 40, tutti di Porto Empedocle. Nei loro confronti però il GIP di Palermo ha respinto la richiesta di arresto. L'inchiesta nasce dalla scoperta dei pizzini nel covo di Favara del boss. In particolare i PM della DDA di Palermo, Rita Fulandelli ed Emanuele Ravaglioli, si sono concentrati su quello datato 11 settembre 2012. Messina avrebbe dato indicazione alla sorella e agli altri imprenditori, Cardella e Salemi, modalità per la riscossione di somme di denaro, presumibilmente estorsioni. I PM hanno disposto esame scientifico sui pizzini, dai quali appunto si farebbe riferimento al ruolo di Anna Messina. Intanto la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 19 febbraio del 2013, con la quale Gerlandino Messina è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per la detenzione legale di armi e munizioni ed anche per ricettazione con l'aggravante di avere favorito Cosa Nostra.